Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Allora ragazzi, ho letto i commenti e insomma ho visto un po' le tratte e la rotta che mi ispira di più è Venezia-Dubai, quindi ho scelto Venezia-Dubai ora pomeriggio. E ho visto che c'era tanto anche New York e Londra, quindi la prossima potrebbe essere proprio da Londra a New York. Però chiaramente aspetto commenti, anche se veramente ho visto che tanti vogliono New York e Londra. Buono ragazzi, siamo qua a Tessera e dobbiamo andare a Dubai. Ragazzi, chiaramente ci saranno in questa serie parti commentate con parti non commentate, questo per prendere un po' l'atmosfera anche reale dell'aereo. Va buono, perfetto, sono 2932 miglia, quindi insomma un volo bello lungo. E niente ragazzi, bel tempo, speriamo di fare un volo super figo, il classico volo comediano. Ragazzi, godiamoci un po' il traffico perché ragazzi veramente sta... Allora, richiesta. Buono, 2 aerei stanno arrivando anche. Traffico a Tessera. Attendere sulla pista 4 ore traffico. Airbus sul braccio di finale. Chiaramente sarà un po' più di lag col traffico, ma non me ne frega niente, voglio il traffico appunto con questa serie. Cos'è un EasyJet? Eccolo qua. Tararara. E uno è arrivato. Air France, autorizzazione a atterrare con i 2 aerei, niente. Quindi dopo l'EasyJet anche l'Air France. Traffico ragazzi, traffico puro. Se zoomiamo, vediamo Venezia in lontananza. Eccola là Venezia, stupenda. Ok, adesso è andato all'EasyJet di girare al prossimo raccordo. E qua siamo. Vamo a aspettare chiaramente perché sta arrivando anche l'Air France. Vediamo se è arrivato. Ok, l'EasyJet, allora un altro qua. Qua era arrivato un Alitalia, anche che non avevamo neanche visto. Mi sta parcheggiando un Alitalia. Ancora radio. Mi sono dovuto beccare il traffico proprio adesso. Incredibile, però siamo anche fortunati così possiamo vedere anche un po' le realtà di un aeroporto. Abbiamo il Ponte della Libertà anche in lontananza, oltre che Venezia. Eccolo qua che sta arrivando ragazzi, sta arrivando l'Air France. L'Air France. E adesso tocca a noi ragazzi, dopo l'Air France tocca a noi. Parapapà, parapapà, eccolo qua che arriva.
Eccolo qua. Ecco l'Air France che arriva a Tessera. Perfetto. Adesso tocca a noi però, se non mi girano anche i coglioni perché voglio partire. Deve darmi l'autorizzazione. Ok ragazzi, siamo autorizzati al decollo. Andiamo. Ragazzi, andiamo. Siamo leggermente storti, ma va bene. Noi siamo abituati a questi, anche al decollo siamo un po' storti, come l'atterraggio. Ok. E andiamo. Destination Dubai. Vai ragazzi, vai che andiamo. Vai che andiamo. Vola. Ragazzi, siamo in salita per 13.000, che non è ancora la quota di crociera, ma ormai ragazzi siamo in rotta. Contattare Treviso avvicinamento. Conferma passaggio. Qua a destra c'è Venezia che la stiamo salutando. E il nostro Emirates è pronto ad arrivare a Dubai. Perfetto. Adesso inizierà un volo veramente lungo. La carriera comandiana sta iniziando con Flight Simulator. Salutiamo la bella Venezia. Punto di vista dei passeggeri. Punto di vista comandiano. Ragazzi, siamo in quota crociera 20.000. Eccoci qua. E siamo in Croatia. Eccoci qua ragazzi. Il nostro Emirates sta sorvolando la Croazia. Siamo partiti da pochissimo ragazzi, mancano 5 ore e mezza all'arrivo, quindi è un viaggio bello tosto. Ormai le coste italiane sono abbastanza indietro. Molto bene. Ragazzi, siamo tra la Serbia e la Bosnia. Tra la Bosnia e la Serbia, e ci sono nuvoloni minacciosi, per cui sto alzato per stare tranquillo. Ho richiesto di aumentare la quota crociera di 5.000, quindi siamo a 25.000 piedi. Mamma mia, che nuvolacce ragazzi, nuvolacce devastanti. L'Emirates sta pompando a cannone, fiori. L'Emirates pompa. Veramente nuvoloni incredibili. È uno dei miei aerei preferiti come estetica, l'Emirates. Cioè veramente mi piace un casino. Cioè diciamo che il Meridiana e l'Emirates sono i due aerei preferiti come grafica, diciamo, come livrea. Però vedo solo nuvoloni, non mi, cioè, fenomeni temporaleschi non ne vedo. Ragazzi, siamo sopra Istanbul e c'è parecchio traffico chiaramente, perché insomma Istanbul non è piccolina, e fino al viaggio va bene. E diciamo che in Serbia, in Bosnia, in Bulgaria ho trovato veramente parecchie nuvole, qualche temporale qua e là, ma chiaramente, cioè, io sono più alto delle nuvole, quindi non ho subito niente. Però insomma un po' di turbolenza c'era. Infatti anche adesso qua, come possiamo vedere a Istanbul, cioè comunque il tempo sicuramente non è devastante, non è la cosa più bella del mondo. Guarda, eccoli là i lampi. Là ci sono dei lampi sicuramente. Non è un clima, diciamo, perfetto sotto di noi, però guardate che bello. Anche le nuvole fanno una cartolina sempre, un po' di lampi di là. Però il nostro Emirates pompa alla grande, mancano 1.600 miglia circa e c'è veramente tanto traffico nei cieli turchi. Eccolo là, lampi anche di là. Veramente, insomma, condizioni climatiche comunque non incredibili.
Ragazzi, siamo nel cuore della Turchia, 1400 miglia all'arrivo. E guardate che spettacolo il tramonto turco. Uno spettacolo incredibile. Il nostro Emirates è baciato dal sole turco, dal tramonto turco. Adesso il tempo sicuramente è migliorato, ci sono sempre nuvole, ma non ho più avuto neanche turbolenze, niente di niente. E questo, ragazzi, è uno spettacolo incredibile. Vai di screenshot. Vediamo il punto di vista. Ho sbagliato, mi sono una pippa. Eccolo qua, ragazzi. E si gode, ragazzi, si gode tantissimo. Siamo a 1398 miglia dall'arrivo. Abbiamo sorvolato da poco Damasco, siamo tra la Siria e l'Iraq. Adesso, ragazzi, guardate la luna che risplende nel cielo. Qualcosa di meraviglioso, troppo romantico, ragazzi. Qua chiaramente i paesaggi, insomma, non sono proprio il massimo della meravigliosità, infatti non c'è un cazzo. Però mancano 900 e quella c'è una città, mancano all'incirca 970 miglia, quindi questo super volo, insomma, nella parte tra virgolette finale, più di metà è andato. Una tirata clamorosa in questo primo volo della carriera comendiana con Flight Simulator, ragazzi. Primo volo Venezia-Dubai, quindi subito sono partito con un volo bello cazzuto. Ma veramente non c'è una nuvola, non c'è niente, è proprio il deserto più totale. Però guardate la luna, veramente è da cartolina, ragazzi, è da cartolina. E vai di screenshot. Perfetto, ragazzi, 180 miglia e siamo arrivati, stiamo sorvolando il Golfo Persico. Ormai ci siamo, ragazzi, questo super volo che sono devastato, ragazzi, sono distrutto. Oh, vediamo là in lontananza anche traffico aereo qua. L'Emirates è spompato, ragazzi. No, l'Emirates è spompato, è ufficiale, è ufficiale. Il nostro golfetto persico. Ormai, ragazzi, 20 minuti e ci siamo. Siamo all'aeroporto di Dubai. Mamma mia, che tirata sto volo, ragazzi. Una super tirata. Ragazzi, sono le 10 di sera e siamo a Dubai, Siamo a Dubai. Eccola qua, la bella Dubai. Adesso abbiamo l'avvicinamento LS, pista 30R. E ok, virare a destra per Pro a 115. Conferma instruction. Ragazzi, vai. Siamo a 12 miglia, ormai ci siamo, cazzo, ci siamo. Ok, cominciamo, ti prego, allineati, non fare stronzate. Ok, flap, carrello. Ok. Ti prego, allineati, porco. Allineati. Eccola qua, Dubai. Deve allinearsi e anche scendere il porco. Dai, che il nostro primo viaggio della carriera comundiana su Fly deve andare alla grande. Dai fiori. Dai che andiamo. Sono ancora discese importanti, ti prego, scendi bene, stronzo. Mantenimento altitudine attivo per il momento, ti prego, vai giù. Allineati, siamo allineati. Adesso deve fare l'ultimo sforzo il porco. Dubai Center. Vai giù.
Perché non va giù? La tensione sale. Vai giù, vai giù, vai, vai, vai. Disattivato, ok. Perfetto. Ottimo. Autorizzazione laterale sulla pista, perché questo aereo che ho scaricato appena adesso, che di solito a volte posso avere dei problemi, invece per fortuna a posto, non è buggato. Che paura. Dai che il primo volo comandiano può andare bene. Dai che può andare bene. Autorizzazione laterale, perfetto. E adesso c'è la nostra pista 30R che ci aspetta in quel di Dubai. Vediamo se c'è traffico. Ce n'è uno qua, guardate. C'è un stronzetto qua, ma non dovrebbe rompere i coglioni. Ecco Dubai a sinistra. Dubai. La torre famosa fatta a vela. Dubai Center. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. 500. Siamo arrivati. Approaching minimums. Approach. Minimums. Traffico non ce n'è neanche qua. 100. Ok. 50. 40. 30. 20. 10. E siamo arrivati. Ragazzi, atterraggio perfetto. Un po' storti, ma vabbè, siamo partiti storti, arriviamo storti. Siamo arrivati. Tararara. Là c'è un fly che sta partendo forse. Ok. Arrivati siamo. Siamo arrivati a Dubai. Adesso giriamo di qua. Ma c'è anche un KLM, c'è. Perfetto. Siamo arrivati. Andiamo a parcheggiare, andiamo a finire la nostra prima volo della carriera come indiani. Dai che stiamo arrivando. Qua partono aerei. Ah, Shabtadi Shikpal. Cazzo dell'aeroporto non lo so. Dai che siamo arrivati. Vabbè, mettiamoci così anche se è un po' lontano, chi se ne frega. Il senso è questo. Ok ragazzi, siamo arrivati. Prima tappa della carriera comandiana con Flight Simulator, è arrivata a Venezia, Dubai. Ecco Dubai sullo sfondo. Ragazzi, una figata. Il primo volo è andato molto bene. Chiudiamo tutto. Facciamo scendere i passeggeri. Raga, un saluto nel comandone veneziano. Ciao! E aspetto commenti per i prossimi. Per la prossima tappa. Dove volete, allora che volete. Ciao! Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda
Commenda veneziano, lo youtubers italiano.